Il patrimonio linguistico siciliano è un patrimonio straordinario e secondo noi è veramente importante fare dialogare dei mondi che non si sono mai parlati tra di loro, per esempio il mondo dell'arte, della cultura. Noi abbiamo straordinari attori teatrali, attori cinematografici, cantanti che utilizzano giornalmente nelle loro opere il siciliano, ma che difficilmente hanno dialogato magari col mondo accademico, col mondo scolastico, col mondo associazionistico, quindi l'idea è quella di mettere queste realtà che fanno tanto per il siciliano su percorsi diversi, farli diciamo collaborare, farli mettere insieme e riuscire in questo modo a creare un percorso di valorizzazione concreto sulla base dell'impianto normativo esistente e su quello che si può migliorare. Nella Sicilia ci sono delle specificità che sicuramente mancano in altre regioni, ma ripeto, non è tanto una questione di campanilismo quanto una questione di arricchimento anche delle potenzialità espressive e comunicative di ciascuno di noi, e ce lo dimostrano di recente anche i successi di un autore come Andrea Camilleri, su cui forse nessuno avrebbe scommesso, diciamo sulla cui leggibilità nessuno avrebbe mai scommesso, e invece tutti siamo oggi in grado, dal Piemonte alla Liguria, dal Trentino sino al Lazio, di comprendere quello che viene detto negli sceneggiati televisivi dedicati a Montalbano. Io penso che il progetto della diffusione della lingua siciliana debba avere due diverse matrici: da un lato quella didattica e accademica, dall'altro quella emozionale. Bisogna insomma portare gli artisti dentro le classi, parlare in siciliano, fare innamorare i ragazzini della lingua siciliana per farli ritornare a casa e parlare con la nonna di nuovo in siciliano. È l'ultimo giro, perché la prossima generazione non avrà questa fortuna.